Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova edizione del TG Rossoblu. Oggi è lunedì 11 gennaio 2021, iniziamo l'edizione odierna del notiziario parlando dei dati sul coronavirus. L'aggiornamento parla di 33.794 casi positivi al Covid-19 in Sardegna e nell'ultimo aggiornamento, quindi nelle ultime 24 ore, sono stati registrati altri 301 nuovi casi. Si rilevano anche altri 11 decessi che fanno salire la quota a 828 in tutto. In totale sono stati eseguiti quasi 508.000 tamponi, con un incremento di 2.724 test. Sono invece 507 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 47 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.673. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 15.371 pazienti guariti più altri 368 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 33.794 casi positivi complessivamente accertati, 7.645 sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 5.550 nel sud Sardegna, 2.722 a Oristano, 6.877 a Nuoro e 11.000 a Sassari. E c'è stata una singolare protesta nel weekend a Cagliari in un locale. Hanno aperto normalmente per consegnare le pietanze da sport, come previsto dalla normativa, ma hanno fatto tranquillamente accomodare i clienti che attendevano di ritirarle, tutti seduti nei vari tavoli, massimo in 4, distanziati come se dovessero consumare qualche cosa, ma in realtà dovevano solo portare via il piatto caldo. Ogni cliente ha poi pubblicato una foto sui social con l'hashtag non spengo più la mia insegna e l'altro hashtag è io apro, per dimostrare come si può stare tranquillamente seduti nei locali distanziati senza che pub, pizzerie e ristoranti debbano per forza rimanere chiusi. I due hashtag sono stati lanciati sui social e sulla pagina Facebook da Maurizio Stara, titolare del pub Red Fox di Via San Giovanni a Cagliari. È il nostro modo per farci sentire, ha detto, noi rispettiamo le regole, ma sono mesi che facciamo i conti con queste chiusure. Vogliamo capire cosa ci riserva il futuro, se è una nuova serrata, se sono giorni di apertura e di chiusura, vorremmo saperlo in modo da organizzare il lavoro. Non possiamo continuare ad aprire e chiudere all'improvviso, ci vuole un regolamento per un periodo più lungo, anche 3 mesi. Il titolare del pub chiede inoltre certezze. Devono dirci, precisa, che cosa dobbiamo fare per poter lavorare rispettando le regole? Noi siamo pronti come lo siamo sempre stati. Sui social ha pubblicato un lungo appello chiedendo l'adesione dei gestori di altri locali. E ci spostiamo a Tarros, alla scoperta dell'antica città del giudicato d'Arborea con un cicerone a 4 zampe. Caggiulino Sardum, il simpatico cagnolino col berretto rosso intonato al collarino, approda nell'incantevole penisola del Sinis, sulla costa occidentale della Sardegna. Ancora una volta è lui il protagonista del secondo cartone animato, frutto del progetto di valorizzazione territoriale Sardum della PMI Innovativa Informatica. Caggiulino racconta che l'area è stata riconosciuta nel 97 come area protetta e proprio in questa penisola sorgeva un tempo la città di Tarros, fondata dai Fenici nell'VIII secolo a.C. nei pressi di un villaggio nuragico preesistente che divenne una città romana dopo la fine della prima guerra punica e venne governata da varie popolazioni prima di diventare la prima capitale del giudicato d'Arborea. Caggiulino incontra un personaggio di grande rilievo della storia della Sardegna, Eleonora d'Arborea. La giudicessa parla sardo, racconta la storia dei giudicati, spiega che ne esistevano 4, Arborea, Cagliari, Logudoro e Gallura. Erano piccoli stati indipendenti con un governo semidemocratico guidati da un re che veniva chiamato giudice, ma formalmente i poteri appartenevano a un'istituzione simile a un Parlamento chiamato Corona de Logu. Era una forma di governo molto moderna per quell'epoca. Il cartoon, nato per riscoprire territorio, storie e tradizioni, è stato realizzato da Giulio Sezzu, Alessandro D'Alcantara, Emilio Massa, Davide Scintu, Angelo Cucina, Emanuele Mallocci e Demetrio Cavara. E Laura Vaccargiu dà la voce proprio a Eleonora Borea. La linea ora a Matteo Bruni che ci deve dare un messaggio importante.
Ciao a tutti amici di Sardegna Rosso Blu, eccoci di nuovo qua, questa volta però per darvi un consiglio e farlo anche che valga in qualche modo per tutto il resto del popolo del web. Abbonatevi a Sardegna Rosso Blu, iscrivetevi e anche voi avrete questa tessera che vi darà la possibilità di approfittare di vantaggi, di benefits, ma soprattutto di sostenere i progetti web di Sardegna Rosso Blu, le aziende che vogliono investire su Sardegna Rosso Blu in Sardegna, in Italia e nel mondo. Quindi vi aspettiamo, sono solo 10 euro, che ce vo'. E un saluto quindi a Matteo Bruni. Proseguiamo l'edizione del TG di oggi parlando di ciclismo, perché Fabio Aru ha chiuso al 10° posto la prova elite dei campionati italiani 2021 di ciclocross, che è stata vinta dal valtellinese Gioele Bertolini dell'Esercito e si è disputata sul tracciato del Parco Belloguogo di Lecce. Il neocampione tricolore ha preceduto rispettivamente Jacob Dorigoni, secondo, e Cristian Cominelli, terzo. Aru ha chiuso la prova con una bella rimonta che gli ha permesso di rientrare nella top 10. Il titolo italiano donne è invece andato a Alice Arzuffi delle Fiamme Oro, che ha preceduto sul traguardo nell'ordine Chiara Teocchi ed Eva Lechner. Dal ciclismo al basket, la Dinamo Sassari Banco di Sardegna rinforza la brigata sassarese. All'interno del suo roster saluta Justin Tillman. L'addio dello statunitense era già nell'area diversi giorni, la sua destinazione finale di fatto però sorprende, dato per certo a Brescia dopo la gara tra Dinamo e Cantù, che ricordiamoci vinta dai sassaresi ieri per 98-92, il lungo ha preso il volo che lo porterà poi in Turchia, dove disputerà la Turkish Basketball League con la maglia del Bursaspor, che ha già annunciato il suo ingaggio. In attesa di individuare il suo sostituto, anche se nelle ultime ore circola insistentemente il nome dell'ex Cremona Ethan App, che quest'anno ha iniziato con la Fortitudo Bologna, ma in reduce da un infortunio dovrà sottoporsi ad accertamenti medici, il banco annuncia sul proprio sito un graditissimo ritorno. È quello di Massimo Chessa, play guardia sassarese di 33 anni, prodotto del vivaio bianco-blu, tra gli eroi del triplete del 2015, che è già stato aggregato al gruppo agli ordini del coach Pozzecco, con cui si allenerà già da oggi. Dal basket chiudiamo al calcio, perché è sempre più profondo rosso-blu. La Fiorentina infatti batte il Cagliari 1-0 nel posticipo della 17ª giornata del campionato di calcio di Serie A, disputato ieri sul terreno dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Il gol è arrivato per un contropiede nel secondo tempo ad opera di Vlahovic al 27esimo. Ricordiamo che i rossoblù hanno avuto l'occasione di passare in vantaggio nel primo tempo al 37esimo con un calcio di rigore di João Pedro, che si è fatto parare il penalty dal portiere dei Viola Dragoschi. È vero che il Cagliari ha giocato una partita forse alla ricerca del pareggio, ma è altrettanto vero che si è fatto infilare per l'ennesima volta in contropiede, quindi i rossoblù non vincono, pensate, dal 7 novembre, nelle ultime 10 partite il Cagliari occupa l'ultimo posto in classifica della Serie A. Di questa situazione, ovviamente molto delicata per quanto riguarda la nostra squadra del cuore, ne parleremo questa sera in diretta alle 21, come sempre, su Sardegna Rosso Blu TV, con questa nuova puntata di 11+1 Rosso Blu. Tra gli ospiti, oltre a fianco a me, il mio compagno d'avventura, professore Ignazio Argiolas, c'è Paolo Mancini, ex portiere del Cagliari. Ovviamente parleremo non solo di Cagliari-Fiorentina, ma quelli che saranno soprattutto gli scenari futuri, perché il Cagliari giocherà in Coppa Italia giovedì sera contro l'Atalanta a Bergamo e ricomincerà questo campionato il lunedì, il Monday Night, contro il Milan, in casa contro il Milan, quindi sarà davvero una partita che da mettere i brividi, che fa venire i brividi ai tifosi rossoblù. Parleremo di questo, parleremo dunque anche della situazione all'interno della rosa. Ricordiamoci che c'è ancora calciomercato in pieno svolgimento, ad esempio Pinna, questa notizia d'ultima ora, trasferito all'Ascoli. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Bene, era questa l'ultima notizia del TG Rossoblu di oggi. Io vi do appuntamento, come ripeto, stasera alle 21 per 11+1 Rossoblu. Per quanto riguarda le edizioni del TG, vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti. Grazie a tutti, buona giornata.